Presidente, avete come Confartigianato sponsorizzato, comunque promosso questa iniziativa di riflessione su quello che è il dialogo tra imprese e nuove generazioni. Quali sono le criticità che voi notate e qual è la prospettiva futura per l'impresa? La prospettiva futura per l'impresa è tutta da costruire, viste quelle che sono le difficoltà della piccola e media impresa oggi. In particolare la sofferenza nel trovare dei collaboratori e la sofferenza nel dare continuità alle imprese che stanno per una scadenza fisiologica arrivando alla fine. Conoscere quindi quelli che sono i motivi per cui i ragazzi vengono meno a lavorare nelle nostre aziende sono fondamentali per poter accoglierli poi e essere propositivi in quelli che sono le loro esigenze. Per fare questo, questa sera abbiamo capito quali possono essere gli aggiornamenti, i procedimenti, i metodi che in un ambiente di lavoro vanno riformati per poter accogliere in maniera più favorevole i giovani che si approcciano ai nostri lavori. È necessario anche che ci raccontiamo meglio, far capire che il mondo dell'artigianato oggi è cambiato dal punto di vista della tecnologia e dell'innovazione e quindi raccontare quella che è l'attrattività dell'impresa. Questo andrebbe anche a favore di un mismatch che non riesce a incontrare la domanda e l'offerta lavoro. Lavorando in questo senso, con l'informazione e con questo tipo di incontri, speriamo di riuscire a dare delle risposte positive a quelle che sono le problematiche oggi dell'azienda. Azienda che per il nostro tessuto economico è assolutamente fondamentale possa avere la propria continuità.